Allora, ingegner Vernizzi, ci vediamo purtroppo in un momento tragico dopo questa morte del lavoratore. Per oggi i cantieri sono fermi della Pedemontana Veneta, però sulla sicurezza sono stati rispettati tutti i parametri e bisogna fare di più comunque. Io sono convinto di sì, che siano stati rispettati tutti i parametri, adesso vedremo, ci sarà un'indagine ovviamente e vedremo che cosa rileva lo Spisal, cosa rileva il magistrato alla fine. Finora credo che sia il primo incidente che c'è sulla Pedemontana, quindi di lavori ne sono stati fatti tanti, è stata finita una galleria poco distante da qua, quella di Sant'Urbano di 1800 metri, in cui non c'è stato alcun incidente, quindi vuol dire che la sicurezza, per quello che ne so, è rispettata. Però c'è stato un morto, lei che idea si è fatto? Purtroppo il morto c'è stato, purtroppo sono lavori che hanno un coefficiente di rischio, c'è poco da fare, cioè lavorare in galleria, far esplodere la galleria, disgaggiare il materiale eccetera, ha degli elementi di rischio fino a quando la galleria non viene sistemata, quindi ci sono, nell'arco di una giornata ci può essere un'ora e mezza in cui c'è una situazione rischiosa. Purtroppo per la persona in questo caso è finita in questo modo. Insomma. Però le protezioni ci sono nelle macchine operatrici. Le protezioni delle macchine operatrici, come diceva prima Gianmetto D'Agostino, devono essere a norma quando lavorano in galleria, quindi hanno sostegni, hanno i roll, quelli delle macchine per capirci da rally, insomma. È ovvio che quando viene giù un masso di quelle dimensioni ci possono essere i sostegni che si vogliono, ma il peso è eccessivo, insomma, cade dall'alto, il peso è eccessivo e quindi purtroppo la cabina si è mezza sfondata, anche se non del tutto, però in modo sufficiente da far morire tragicamente questa persona. Potrebbe essere un problema geologico, cioè così friabile questo tipo di roccia vulcanica? Allora, è una roccia, proprio ho parlato col geologo 5 minuti fa in galleria, si tratta di un calcare marnoso, quindi è molto stabile, è anche molto duro, quindi è un materiale stabile, insomma è un materiale analogo a quello che c'era a Sant'Urbano, dove, ripeto, non si è verificato neanche un incidente. Grazie ingegnere, aspettiamo la magistratura. Ok, grazie a lei.